Radioattività. Speciale Crese Cup 2014. Eccoci in onda con la nuova puntata di Crese Time, l'appuntamento il primo del mese di luglio, quel bene che ti voglio, cantava qualcuno. Crese Time con Guido Roberti ed Emilio Ripari. Ciao Emilio, ben ritrovato. Ciao Guido, c'hai il Morbin stamattina. A luglio sempre, i Guidi Roberti a luglio sempre quel Morbino. 5 cereali Kinder Colazione più, che cosa hai mangiato stamattina per avere questa energia debordante? I Togo, una scatola intera di Togo. Come i fratelli Boateng messi insieme, hai lo stesso rapporto peso-potenza, di un treno in corsa. Bravo, mi sento così anche perché ormai siamo nella terza settimana qua di Crese. Nel vivo. Ormai, madonna, qua abbiamo risultati, quel solito casino di carte che porti tu qua. Ma è solo stamattina, non essere così severo, che negli ultimi giorni avevamo talmente vuoto che sembrava avessi trasloccato anch'io, non solo... Esatto. Per fortuna, io sono stufo di vedere solo il tuo volto qua, sempre lo stesso volto, eccetera. Oggi abbiamo una graditissima ospite. E che ospite, oserei dire. Coinvolgeremo nella seconda parte, perché parleremo approfonditamente di volley, ed è Serena Burato a cui diamo il benvenuto. Ciao Serena. Ciao a tutti. Allora, però in questa prima parte il tuo compito non è per nulla facile, come al solito devi andare in modalità flash per i risultati della giornata di ieri e per tutto il programmone allucinante, fantoziano di questa sera, tra poco a Borgo, perché ce n'è veramente per tutti i gusti. Bene, benissimo. Allora, gli occhiali li ho tirati via dalla maglietta, le maniche le ho tirate su, l'atteggiamento da battaglia... Non vada oltre. No, vabbè, insomma, abbiamo anche un ospite, insomma, donna, quest'oggi meglio evitare certo tipo di situazioni. Benissimo, avevamo invece per quello, no? Sì, infatti, è per quello che Guido è così sempre energico la mattina. Molto bene. Partiamo con la Crese League, avevamo gli ottavi di finale prima che la gente ci denunci per molestie, insomma, radiofoniche. E siamo partiti con Brada Impex, che aveva a che fare con i ragazzi di Grido Libero. Non sono mancati i fumogeni chiaramente in tribuna, non è mancato l'incitamento, sembrava un match sulla carta piuttosto segnato, invece Grido Libero alla fine ha, come si suol dire, venduto cara la pelle, ha perso sì, ma soltanto di misura e con un buon pizzico di sfortuna anche. 4-3 per Brada, per la squadra di De Pamfilis, con gol di Pacarizzi in apertura, pareggio di Cipriano, rete di Ghiavit, ancora Cipriano e poi uno sfortunatissimo autogol di Steiner all'altezza del quarto d'ora del primo tempo, così si è chiusa la prima frazione di gioco. Proprio Steiner si è rifatto in apertura di ripresa facendo il 3-3, ma poi proprio allo scadere, all'ultimo pallone giocabile, un guizzo di Antonio Brunetti sul tiro da fuori respinto corto dal portiere di Grido Libero ha dato la vittoria a Brada Impex. Lo squalo, ho visto molta amarezza infatti nei ragazzi di Grido Libero alla fine. Sì, comunque anche nel dopo partita insomma si sono, come si dice, consolati a dovere con il chiosco e quant'altro, si sono preparati per il torneo di Grido Libero che possiamo ricordare il 5 luglio ad Omio, centro sportivo Marino Barut. Saremo là anche noi con Radioattività e ci hanno già insomma incentivato ad esserci anche ieri sera dicendo mi raccomando, siamo la seconda favorita nel sondaggione della pagina Facebook Grido Libero, siamo la seconda favorita dietro a Piazza Oberdan. Ma perché sei stato tu a fare spamming? Sì, praticamente ho votato con 8 profili diversi, per quello sono quelli 8 voti. Vergognati. Benissimo, proseguiamo con gli ottavi Crese League ieri sera, seconda partita Reis Caffè contro Alpetes Antico Convento, finita 5-3 per il Reis, che si conferma insomma squadrone che sta veleggiando verso le partite veramente importanti di questa league. Doppietta per Danieli, reti di Ravalico, Marussi e Matteo Royaz, mentre per il tricolore del Petes non basta la doppietta di Pignatello e il gol di Kirsic. Andiamo avanti con l'ultima gara degli ottavi Crese League. Ricordiamo che poi tra giovedì e venerdì si completerà il tabellone e poi i quarti di finale inizieranno lunedì e verranno completati martedì prossimo. Dicevamo Trieste Costruzioni sempre sul campo 1, ore 22:30 addirittura, per cui col fresco, insomma hanno giocato a Manaus tipo, contro Festazza finita 4-2, doppietta di Vidakovic, reti di Vranic e Sucevic. Per Festazza doppietta di Palermo, Matteo Palermo solito, puntualissimo, cecchino in zona gol. No, notavo che c'è uno spreco di Amazzonia clamoroso sui tuoi appunti. Ma non scrivi ogni 2 pagine tipo. E il Moleskine, ho bisogno di spazio, non scassare. Comunque, insomma, come l'avevamo già dedicata alla squadra di Milikovic nella precedente uscita, Trieste Costruzioni sappiamo benissimo che a ogni vittoria, a ogni fine partita, quando c'è da festeggiare, si ritrovano in spogliatoio e fanno partire questo jingle. Quello
comunque mette sempre la carica, no? Mi viene voglia di mangiare plescavice, cevapcici, Aivar, c'ho voglia di buttarmi dal terzo piano del campo Marzio per correre a mangiare una plescavica con questa musica. Aspettiamo però, insomma, almeno congediamo la nostra ospite, parliamo un po' di pallavolo, poi tuffati pure. Va bene, dritto qua in clinica veterinaria, dove forse sarei anche a mio agio, probabilmente. Sotto, è vero. Per noi animali ci starebbe, infatti. Poi con questa polo color melone che mi sfoggi quest'oggi. Che peraltro sono in sintonia perfetta con il direttur Paolo Agostinelli, che si vergogna dell'abito, infatti lui è andato via, ha avuto la licenza di andare via. Vabbè, comunque se mi permette ringrazio comunque i radioascoltatori, anche quelli che ieri mi facevano domande insomma sulla russata del nostro Matteo Nedoca, che ha riscosso tantissimo successo, sono molto molto contento, lui un po' meno, ma sì, io cominciamo a avere un po' di paura per la vendetta, devo dire la verità. Non ti preoccupare, è un bravissimo ragazzo, è un grande uomo prima che un grande fotografo. Ma ricordati che i fotografi possono incastrarti, quindi stiamo attenti, siamo in campana te e io che siamo segnati. Stare attenti a non avere atteggiamenti compromettenti. Dopo finisci su Novella 6000. Per carità, su vero, tutto vero, cronaca vera, ecco. Niente, vabbè, ringraziamo chiaramente loro, ringraziamo anche chi ci segue in streaming, il doppio indirizzo radioattività.com e clubradiolive.it, perché è il coraggio, per chi ha un po' di tempo da perdere, insomma, per chi vuole farsi 4 risate parlando del torneo più chiacchierato dell'estate triestina. Andiamo con gli over 35, avevamo una partita sola, 0-40 Social Food contro Pizzeria da Modesto, finita 9-3. Tripletta di Stulle, doppietta di Alfieri e Massimo Drago, oltre al gol di Walter Macor e Giulivo. Questo è lo score per gli All Blacks, 0-40 Social Food, che segnano a mitraglia praticamente ogni partita. Locatos, doppietta e Urbani per la Pizzeria da Modesto, ma insomma hanno fatto un terzo dei gol, ne mancava giusto qualcuno in più per poter ottenere un punteggio positivo. A questo punto, se vuoi, possiamo già delineare quello che è il quadro della serata di stasera, così poi dedicheremo la seconda parte, giustamente, alla nostra ospite, alla pallavolo. Guarda, abbiamo l'ok della regia, per cui sì. Vedo fantasmi che gesticolano. Benissimo, allora abbiamo una serata comunque importante a Borgo San Sergio, perché abbiamo 2 partite di spareggi Crese Cup che si completano, dopo Brada Impex che ha fatto fuori, pur faticando molto, il White Café. Questa sera avremo a partire dalle 21 Marea Rive contro Edil Muggia e Costa Lunga contro CMG. 2 partite che consiglio vivamente alla gente che verrà a Borgo San Sergio di non perdersi, ci sono ottime individualità da una parte e anche dall'altra. Dopo avremo gli over 35 con un discreto gruppo di partite, avremo Taverna Cigui contro Havana Club, poi Super Pakitex Bar contro Ristorante Daneu Orange Neri, Borussia Trieste contro Astisped, poi la squadra dal nome più lungo del mondo, pomodori, verdi fritti, eccetera, eccetera, che cioè è Soncini Triestina 70-80 Casa Rosandra, meno male che non devo stamparlo sulle borse o farci delle sciarpe per i tifosi, se no non sponsorizzerei mai la squadra, è troppo lunga. Penso neanch'io, però insomma vabbè, poi lo chiederemo magari ai diretti interessati. Sfideranno i Bodyguards. Completiamo il quadro over 35 con Trattoria all'America contro Bar San Luigi ed Ecoclima contro Ares Bineacque Case e Case, altra squadra insomma che ha un nome abbastanza importante. Avremo anche il basket con 2 partite, A-Team contro Spazidea e Idrotermo Z contro Puma. A questo punto avremo anche 5 partite di volley, le diciamo lo stesso e poi analizziamo la serata di ieri con la nostra Serena. Avremo il volley pro con i Toki Meio contro Birra Misù, poi gli Ape contro i Castroni, ad aprire tutto quanto Evolution contro Yes Weekend alle 19:30, mentre per il volley free avremo The Faggots contro la squadra Simpatia e Fisio Volley contro Alla Tappa. Questo è il programma piuttosto ricco, piatto ricco mici picco, diceva qualcuno di abbastanza illustre di un po' di tempo che fu. Cioè Walter Total, il nostro collega della attività, lo diceva molto spesso. Ah, sai cosa? Adesso ci penso, mi sono completamente dimenticato delle Crazy Girl. Io guardando il mio Moleskine mi sono dimenticato dei 4 fogli che occupano tutto il tavolo centrale. Cosa facciamo? Poi dicono che Emilio Ripari è un galantuomo, si dimentica delle Crazy Girl. Porca miseria. Io direi che le ripescheremo. Te l'ho detto che ero in difficoltà stamattina. Le ripescheremo, faremo i pescatori di asterischi come Bersani. Tra poco la seconda parte di Crazy Time, che dedicheremo anche e soprattutto al mondo della pallavolo con la nostra Serena, che anche lei si è preparata tutto il programma, i risultati a consuntivo di guarda che roba, mamma mia, che bellezza. Potreste vederlo sta griglia, sarebbe una cosa da pelle d'oca. Molto più ordinata di te, questo di sicuro. Non ci vuole mica tanto, A tra poco. Speciale Crazy Cup 2014. Sulle frequenze di radioattività in doppio streaming, radioattività.com e clubradiolive.it, Crazy Time tutti i giorni, qualche minuto dopo le ore 18:30 e fino alle ore 19 e fino anche, come periodo intendo ovviamente, all'appuntamento della settimana prossima, venerdì 11 luglio, quando anticiperemo tutti i temi
della finale, la finalissima della Crese, e poi la settimana seguente avremo lo speciale a consuntivo di questa splendida edizione. Però in questa seconda parte, caro il mio Emilio, noi ci concentriamo, tutto nominatorio, sulla pallavolo in particolare, perché abbiamo Serena Burato qua, siamo fortunati nell'averla in studio perché abbiamo qualcuno di più autorevole di te che può parlarci della pallavolo. Da dove partiamo? Partiamo un po' da la situazione dei gironi, come è composta, andiamo più nel dettaglio di questa mitica Crese Volley. Ma io andrei un attimo a vedere quello che è successo ieri sera, così almeno delineiamo giusto le 3 partite come sono andate, anche perché avevamo il sito Alessandro che doveva riscattare la sconfitta dell'esordio, ebbene ce l'ha fatta, 2-0 alla squadra Simpatia, 25-20, 25-18, per cui insomma una partita che non ha lasciato grosso scampo alla squadra Simpatia. Siamo personalmente molto contenti per il buon Sandrino Asta, che chiaramente sarai d'accordo, approfittiamo per salutare. Assolutamente sì. Benissimo, poi avevamo per il volley, questa è la partita volley free, per il volley pro avevamo 2 partite, i Birramisù che insomma non hanno fatto proprio una gran figura, hanno perso contro gli Ape, sconfitta abbastanza netta, non tanto per lo 0-2 finale, che quello ci può stare, ma per i parziali 17-25 e 18-25. Qui non so, insomma, magari all'insaputa anche di Serena abbiamo trovato un piccolo scoop, perché gli Ape hanno vinto questa partita in maniera così netta perché potevano vantare tra le loro fila una giocatrice di cui molti penso avranno sentito parlare. La ragazza però è una nota pallavolista giapponese, il suo nome è Milatsuki. E qui ci starebbe ti piace vincere facile con Milatsuki. Ponci, sei intonatissimo. Ma hai visto? Quando mi torna la voce dopo quei giorni di mi gaso tantissimo. È una cosa veramente meravigliosa. Fantastico. Questa. Ho paura di averla persa per sempre per quello. Ma Serena, tu mi guardavi mai Mile Shiro? Sì. Certo. Sei rimasta anche tu segnata da questa esperienza del cartone animato? Avresti voluto giocare a fianco magari a Milatsuki o ogni tanto cerco di imitare il suo battuta, il volo di rondine, l'attacco laser, queste cose qui. E vediamo comunque di sfruttare giocate, il sole per accecare le esatto. avversarie, il momento della battuta, hai capito? Fantastici pomeriggi, bim bum bam, vabbè, bei tempi, là, quelle robe. Commozione viva. Benji, Mileshiro, un po' di tutto. Sportivi tranne tutti in campo per lotti, quello è di seconda generazione, già più avanti. Quello era agghiacciante, esatto. Era già un po' più avanti, preferivo, non so, Boramma, cose così che però andavi già su altre emittenti e vabbè. L'ultima partita Crese Volley Pro, Sissa contro Keep Calm and Stay Drunk, finita 2-1 per la Sissa, che fa 3 vittorie su 3 partite, per cui insomma lanciaterrimi verso le posizioni che contano. 16-25 per i Keep Calm primo set, e poi ripresa la grandissima 25-23, per cui combattuto, e 15-10 il tie break per Sissa. A questo punto, cara Serena, visto che comunque sei arrivata qui in radio con un po' di foglio con statistiche, girone A, girone B, girone C e tutto quanto, ti chiediamo, dopo un paio di settimane ormai che Volley Pro e Volley Free stanno procedendo sul sintetico di Borgo San Sergio, di delinearci un po' la situazione dei gironi. Sì, ho delle classifiche provvisorie, sono ancora provvisorie perché abbiamo ancora questa settimana di partite di girone, perciò è ancora tutto da definire. Intanto possiamo dire che nel girone A Sissa Volley sta conducendo con 8 punti e ha finito le partite, quindi questo è il suo punteggio finale, e anche Keep Calm and Get Drunk con 4 punti si conferma seconda. Comunque Sissa diciamo che ha il primo posto assicurato, sì, nel girone. Direi di sì. Matematica. Restano Buffet da Siora Rosa e Voleria Manoposso, che sono a 2 e 1 punto, ma hanno una partita in meno, quindi devono ancora giocare. Devono giocare tra di loro. Esatto. Si giocano al terzo posto. Nel girone B invece abbiamo Generation Volley che conduce con 7 punti e anche loro hanno finito le partite. Fisio Volley come seconda a 4 punti, deve ancora giocare contro Ocho Team, che però è ultimo a 1 punto, quindi per loro è un po' più difficile. Sì. E Pizzeria La Tappa sono terzi a 3 punti. E loro hanno finito. Invece. Esatto. Okay. L'ultimo girone del Free vede il sito De Sandro con 4 punti, ma ancora una partita da giocare. NPC Quadro o 2, non si capisce mai. Io dico 2 di solito, però vabbè. No, mi hanno detto che sarebbe al quadrato. Al quadrato. Hai capito? Però 2 quadrato facciamo a 4, 2 per 2 facciamo. È preparatissima. Sono a 2 punti con 2 partite ancora da giocare. Questo girone è un po' indietro con le partite, devo dire. Sì. Hanno saltato un giro, diciamo. Sì. Sono andati tutti in vacanza le prime settimane e adesso in 2 giorni finiscono tutto.
Simpatia e The Faggots sono ancora a 0 punti, ma The Faggots deve ancora iniziare a giocare. Perciò... inizierà stasera, per cui, insomma, in bocca al lupo. Nebbia permettendo, perché no, scherzo. Visibilità buona, localmente discreta. Esatto. Ho ascoltato il bollettino del mare. La nebbia non ferma i pallavolisti, solo il vento. Bravo. E i calciatori. Ragazzi, ma qua c'è della poesia. Questa era una citazione, questo era un virgolettato che conserveremo per tutti i programmi di volley che abbiamo. Ricordiamo che è un'annata che Radioattività sta seguendo da vicino. Era un jingle. No, non era io, era un jingle. Era un jingle. Sembrava il Swiffer, no? La polvere non dura. Sai che vero? È fatto veramente un verso Swiffer. Comunque c'è mondiali. La Serena involontariamente rischiando di gabbizzarla. Vergogna. Mondiali femminili qua a Trieste, su un girone fantastico. Seguiremo. Brasile e Serbia. Tra l'altro. Sì, tra gli altri. Rocking Volley. Rocking Volley. Il nostro programma di pallavolo che. Nel quale Serena è stata anche ospite, tra l'altro, più di una volta, se non è. Una volta. Sì. Ecco. Sono io che vedo doppio. No, durante il campionato me l'hanno chiesto, ma. Ma ci sono i ritiri, ci sono gli impegni con le nazionali, ci sono le trasferte, non ce la facciamo, non ci abbiamo tempo. Abbiamo ancora la Volley Pro, se non erro, per definire un po' la situazione. Questi erano i gironi A, B e C del Volley Free. Per il Pro, anche qui molte partite devono ancora essere giocate, quindi vedremo come finirà. Intanto i castroni conducono con 6 punti. Per la gioia di Guido? Assolutamente, sì, sta simpatico. Non so cosa voglia dire i castroni. Sono i maleducati, burberi sono. Sì, sono un po' anche i capponi. I capponi, esatto. In un certo senso sì. Bene, gli Evolution sono secondi a 5 punti, però devono giocare ancora 3 partite. Accidenti. Stasera, infatti. Tutte e 3? No. da sola. Però sono quelli che iniziano prestissimo, alle 7:30, dovrò correre. Per saltare l'aperitivo anche, oltretutto. Cavoli. E appunto di aperitivo gli APE seguono. APE, sì, che non vuol dire aperitivo. Ecco, me lo sono sempre chiesto, cos'è l'acronimo? Anonima pallavolisti estivi. Ho chiesto ieri. Pallavolisti è insidiosissimo. Cioè, è parzialmente inquietante, ma allo stesso tempo. Sembra una cosa del ventennio, tipo. Mi fa pensare alla Spromonte, l'anonima sequestri, si dirà la verità. Vabbè. Sono secondi a pari merito con 5 punti, però loro devono giocare ancora 2 partite. Scusate, 2 partite. E terzi sono gli Yes Weekend con 4 punti e seguono i Birramisù e i Tokimeyo a 2 punti. E anche queste ultime 3 squadre comunque hanno delle gare da disputare. Certo. Per cui insomma il quadro è provvisorio, abbastanza definito, comunque il livello vedo anche, c'è una buona partecipazione, non sembra così male, anzi tutt'altro. No, anche nel free ci sono dei buoni giocatori, si vedono delle belle azioni, quindi io sono contenta, mi piace vederli, li arbitro e spero di non essere... E mi hai rubato lo spunto per la successiva domanda, gli insulti all'arbitra arrivano oppure no, cerco non di hai essere... gli stessi problemi del calcio? No, sono 2 mondi completamente diversi, ma cerco di essere ferma nelle mie decisioni. Tanto basta vedere se la palla è dentro o fuori, fondamentalmente. Lascia stare. La fa facile, sì, infatti. La fa facile. Il classico razzismo del calciatore, no? Sono i baglioni. Svioliniamo per bene il calcio, svioliniamolo. Svioliniamolo. Qualche insulto a questo sport ci sta. Siamo i primi malati, no? Noi lo sappiamo. Decisamente. Però probabilmente siamo un po' scemi anche. Ma no? chi di noi non lo è? Insomma, questo parla un po' in linea generale. Anche a chi ci sta ascoltando e sarà entusiasta. A parte Serena, appunto, che smentisce del tenero, tenerissimo. Parlavamo di Rio Mare, di spezzare con un grissino. Sì, perché l'altro giorno eravamo vestiti color salmone entrambi, allora siamo i 2 grissini che si spezzano con i due Rio Mare che si spezzano con un grissino, considerando che in 2 ne facciamo uno quasi normale, esatto, vabbè, dai, diventa un po' complicato. Con la vista ai mondiali, secondo te chi è un po' la favoritissima dei mondiali? Sì, non del pallavolo, sì, guardavo già a settembre, Passare ai mondiali di calcio, ho detto ma cosa le stai chiedendo a questa povera ragazza sul pallavolo, giustamente? Beh, sto seguendo un po' le so partite. Che stai seguendo, chiaramente, adesso ci fa una scheda tecnica sui Slimani dell'Algeria, non so, tipo perché... Delle magliette volevo parlare dell'Algeria. Non male. Ma vabbè, fosforescenti anche. Secondo me se mette il buio, secondo me si vede sto verde. Sponsor tecnico Stabilo Boss, probabilmente, delle partite algeri. Vabbè. No, sul serio, chi vedi favorito per il mondiale? Non lo so. Andrò a vedere le partite e mi farò qualche idea. La nostra giovane Italia con il ritorno di coach Berruto, se non sono mal informato. Sì, se non è Berruto è Berruatto. No, Berruatto no, è una cosa del calcio, insomma. Però essendo tornato il tecnico dei trionfi della penultima generazione, ci sa mai che si possa ripetere, poi giocandolo qua.
con questa speranza ovviamente per la giovane Italia che si appresterà a fare il mondiale, noi ovviamente siamo felicissimi di aver avuto oggi a Crazy Time Serena, la invitiamo anche per un'altra puntata, magari verso la fine quando avremo i risultati e il ripilogone, anche così vedremo anche come è andato il volley. Per quanto ci riguarda, purtroppo domani ci tocca rivedere il tuo volto, Emilio, almeno no, sì, i radioascoltatori no. Io sì invece, però i radioascoltatori almeno non lo vedono il volto tuo. Domani tanti sanno com'è fatto ed è peggio probabilmente, insomma. C'è questo rapporto curioso tra Eros e Thanatos, diciamo. Grazie a tutti, grazie Serena, appuntamento a domani con Crazy Time. Yeah. Radioattività.